Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale, l'errore di Corcovado mentre si lancia in avanti Godiva Numero Doc, 3, Corcovado che squalificato. va a condurre mentre ha sbagliato, mentre cerca di progredire subito Cheyenne Selva in anticipo su Catmandicelle. Se ne vanno i primi 200 in 15,4, la seconda posizione in corda per Corto Maltese. Poi vediamo Black Fire Horse, Cheyenne Selva e Catmandicelle che precedono Beetle Spritz tutti all'esterno, mentre lungo la corda va Balsamo Leone, seguito da Buongallo Wise che rendeva 40 metri. 29,6 per i 400 iniziali, 600 che sono completati in 44,5, in vantaggio è Godiva Doc, in schiena Corto Maltese. Poi Black Fire Horse, cavalli all'esterno per il momento non si fanno sotto, sul ritmo molto svelto imposto dalla leader Godiva Doc che completa in 59,3 i primi 800 di gara. Ora però Cheyenne Selva si riavvicina, le concede qualche lunghezza per il momento Catmandicelle che non è in scia alla femmina. Intanto chilometro in 1,14,1 per Godiva Doc, sempre in schiena Corto Maltese, all'esterno Cheyenne Selva seguito da Catmandicelle, alla corda Black Fire Horse, al largo anche Beetle Spritz che copre Balsamo Leone, in coda Buongallo Wise L che cerca di muovere. Intanto Cheyenne Selva si avvicina quando siamo a 700 dalla conclusione, prova a prendere sotto tiro Godiva Doc al paletto dei 600 finali, anche Catmandicelle si riaccosta ai primi, sempre in schiena Cheyenne Selva che però si getta di galoppo a 4,50 Numero dalla 6, conclusione. Cheyenne Selva squalificato. Catmandicelle raggiunge in seconda posizione Corto Maltese, in vantaggio è sempre Godiva Doc. Catmandicelle Numero 1, Black Fire Horse squalificato. al completamento della piegata. Catmandicelle va su Godiva Doc e li impegna severamente per passare già a 100 dalla conclusione. Nel finale Catmandicelle si allontana e vince, secondo posto per Corto Maltese forse, perché finisce bene anche Beetle Spritz, 1,13,6 il ragguaglio preso dalla testa, tarato naturalmente per il vincitore Catmandicelle che completa il triplo come driver, il quadruplo come allenatore per Alessandro Gocciadoro. Catmandicelle vince, mentre per il secondo, andiamo a vedere per il secondo posto, probabilmente all'interno, il numero 2 di Corto Maltese che ha ancora ragione di Beatles Spritz che finisce bene a centropista al terzo. Successo quindi per Alessandro Gocciadoro, triplo e quadruplo per lui in giornata per conto della scuderia questa volta Futura 2004. Ancora Alessandro Gocciadoro.